I militari della compagnia carabinieri di Bagheria e del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno arrestato 10 persone in esecuzione di un provvedimento emesso su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sezione territoriale di Palermo. 9 persone sono finite in carcere, una agli arresti domiciliari, altre 11 sono indagate a piede libero. Gli arrestati sono Giuseppe Scaduto, 75 anni, già capo del mandamento di Bagheria, Atanasio Alcamo, 45 anni, già imputato per 416 bis, Giovanni Di Salvo, 42 anni, quale capo organizzatore del sodalizio, l'avvocato Alessandro Del Giudice, 53 anni, in qualità di promotore e procacciatore di clienti, Simone Nappini, 50 anni, per essere stato intermediario ed erogatore materiale dei prestiti, Antonio Troia, 57 anni, classe 64, detto Nino, Gianni Riela, 48 anni, Gioacchino Focarino, 69 anni, detto Gino, Antonino Savarino, 66 anni, detto Nino, Vincenzo Fucarino, 74 anni, agli arresti domiciliari coinvolti a vario titolo nell'associazione. L'indagine iniziata ad aprile del 2018 ha consentito di individuare un gruppo di persone che prestavano soldi con tassi usurai nei comuni dell'Interland, Palermo, Bagheria, Ficarazzi e Villabate. Le vittime venivano avvicinate grazie alla segnalazione di una funzionaria di Riscossione Sicilia che forniva loro in modo illegale notizie riservate circa le posizioni debitorie di numerosi soggetti. Una volta individuate le potenziali vittime, l'organizzazione assicurava loro la possibilità di ricevere dei prestiti a usura. Alle persone in difficoltà venivano applicati tassi che variavano dal 143% al 5.400% annuo. A fronte di un prestito di 500 euro, la somma da restituire in 4 giorni diventava 800 euro. Le vittime sarebbero state costrette a restituire le somme con violenza o le minacce tipiche del metodo mafioso.